Sfiorata la tragedia sulla Romea, polizia e carabinieri, l'inseguimento di uno studente in preda ad un mix di alcol e droga. Sindaci pronti a dare le dimissioni con Orsoni in testa a Roma contro il patto di stabilità e intanto si alza la tensione sull'area metropolitana. Migliaia i pellegrini che hanno rinnovato il voto alla salute davanti alla Madonna Bizantina di Nicopeie e 2000 i giovani in corteo con Moravia. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In apertura, tragedia sfiorata la notte scorsa sulla Romea. Riccardo Trevisano, uno studente 23enne di Chioggia, ha dato un bel da fare la notte scorsa ai carabinieri e alla polizia locali. Verso l'1 di notte è incappato in un posto di controllo della polizia con la sua Ford Fiesta, ma non ha voluto fermarsi. Ne è nato un inseguimento a 170 km/h, a cui si è aggiunta anche una gazzella dei carabinieri lungo la Romea. Ha speronato più volte le auto della polizia e dei carabinieri, finendo poi in un fossato dopo aver rischiato un frontale con un camion. È risultato positivo alla cocaina, alla marijuana e all'alcol e ora è agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. E ancora la cronaca: è finito agli arresti domiciliari il mestrino, la cui casa è stata perquisita lunedì nell'ambito dell'operazione della Procura di Salerno contro la pedopornografia. I dettagli. L'inchiesta sulla pedopornografia partita da Salerno si allarga nel veneziano. La perquisizione scattata lunedì nell'abitazione di un 50enne mestrino ha portato alla scoperta nel suo PC di alcune delle immagini aberranti, così le ha definite il procuratore aggiunto di Salerno Umberto Zampoli, che venivano diffuse in rete da mesi. L'uomo è stato raggiunto sul posto di lavoro, un ufficio pubblico della città, dagli agenti della Polizia Postale di Napoli, coadiuvati dai colleghi di Venezia. Sono apparsi poco dopo le 8 ed è stato invitato a seguirli e ora si trova agli arresti domiciliari. Sconvolti i colleghi che hanno assistito alla scena. Tutto è partito dalla segnalazione di una giovane salernitana che 10 mesi fa, cercando di scaricarsi canzoni di Edith Piaf, si è trovata sul computer decine di immagini pedopornografiche. Erano divise per categoria a seconda della devianza. Nella sezione soft c'erano bambini nudi, in quella hard bambini violentati, nell'hardcore violenze sessuali e torture e nella categoria death bambini violentati e apparentemente morti. Ora dovrà essere chiarito il ruolo dell'indagato mestrino nella condivisione dei materiali. E ancora cronaca: un cittadino americano, Johnny Tyrone Gaiter, di 39 anni, è stato arrestato dalla polizia a Mestre per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'uomo, ubriaco, ha aggredito per futili motivi una guardia giurata tentando di sottrargli la pistola di servizio. Scattato l'allarme, gli agenti delle volanti sono giunti sul posto e l'americano nel frattempo aveva frantumato la vetrina di un bar e danneggiato un telefono pubblico. E ancora la cronaca: grazie a una segnalazione è stato sventato un furto in via Genova a Mestre. Una donna serba di etnia nomade di 30 anni, Jovanovic Suzana, stava scassinando la porta di un'abitazione con una ragazzina di 11 anni, una complice, ma sono state fermate dagli agenti della volante della questura. Un controllo negli archivi ha consentito di scoprire che la donna doveva scontare 14 anni di reclusione per cumulo pena i reati contro il patrimonio. E cambiamo argomento, parliamo di sindaci e parliamo di Giorgio Orsoni, che accanto al sindaco di Roma Alemanno e al sindaco di Milano Pisapia e di Torino Fassino contro il patto di stabilità ha sfilato oggi a Roma. Ad aprire la manifestazione uno striscione con scritto: liberiamo i comuni dal patto di stupidità e scriviamo un nuovo patto per la crescita. E come ultima forma di protesta il sindaco di Venezia si è dichiarato d'accordo con il presidente dell'ANCI Lombardia, Attilio Fontani. L'ANCI è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sulla consegna delle dimissioni di massa. Intanto nell'area Patreve si affilano le armi in attesa degli stati generali sull'area metropolitana in programma venerdì a Ca' Corner. PDL e Lega contro il centro-sinistra. Vediamo. Area metropolitana: sale la tensione in vista degli stati generali a Ca' Corner in programma il 23 novembre. PDL e Lega contro il centro-sinistra. Il PDL padovano ha fatto qualche conto e scoperto che Padova pagherebbe cara la fusione con Venezia, una città molto più costosa sul fronte dei trasporti e della raccolta delle immondizie. E inoltre, anche riguardo la voce indebitamento, esiste un divario impressionante tra i comuni di Padova e Venezia: 116 milioni contro i 412 della città lagunare.
Da Roma, dove Orsoni svolge il ruolo di coordinatore delle città metropolitane dell'ANCI, ha replicato chiedendo a nome dell'associazione che il decreto legge di riordino delle province e città metropolitane sia approvato al più presto. Una risposta che ha mandato su tutte le furie la presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, che oggi in una nota ha definito il sindaco un bambino capriccioso che sostiene un'idea normativa di cui si sente responsabile, che non è rispettosa della volontà dei sindaci del territorio. Si preannuncia al fulmicotone dunque il confronto tra i sindaci venerdì a Venezia. Oggi il TAR ha annunciato che si pronuncerà sulla legge di riordino delle province prima della data delle elezioni politiche, valutando eventuali profili di incostituzionalità, come infatti era stato chiesto secondo molti ricorsi che sono stati presentati dalle province. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato per la prima volta a pronunciarsi sul decreto legge, si era riservato la decisione dopo la conversione in legge del decreto stesso. Un annuncio che aveva sollevato le proteste dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Province Italiane. Troppo tardi, hanno detto i presidenti delle province, per allora noi non ci saremo più. Ma su richiesta del legale della provincia di Avellino, il TAR ha assicurato che il parere sarà espresso dunque entro marzo. E cambiamo argomento, in qualche modo legato, comunque parliamo di elezioni. In vista delle elezioni impazzano le primarie nel PD e anche nel PDL. Domenica saranno consultati i militanti del centro-sinistra e nel veneziano si mobiliteranno 1000 volontari. Anche il PDL si sta muovendo e si stanno creando i comitati nel veneziano a favore dei 10 candidati in lizza. Primarie fervono i preparativi in casa PD e anche nel veneziano e sono 1000 i volontari all'opera per organizzare l'apertura dei seggi in programma domenica dalle 8 alle 20. Finora però sono soltanto 6.000 i cittadini che si sono registrati come elettori, pochi se si considera che nelle scorse primarie, nel 2009, in provincia si recarono a votare il nuovo segretario del partito in 42.000 e 4 anni prima per scegliere il capo della coalizione, ossia Prodi, ci andarono in 60.000. Nel centro-sinistra veneziano c'è la consapevolezza che non sarà facile avvicinarsi alle cifre del passato, anche forse a causa della novità introdotta da Bersani, ossia la schedatura degli elettori che nel passato non c'era. È necessario infatti sottoscrivere l'albo degli elettori, poi pagare un contributo di 2 euro e ciascun elettore dovrà presentarsi nel seggio previsto per la propria sezione elettorale. Sono previste eccezioni per studenti e lavoratori fuori sede. Si può votare da 18 anni in su. E intanto è partita la corsa alle primarie anche nel PDL. A Venezia Brunetta appoggia Alfano, mentre Raffaele Speranzon appoggerà Giorgia Meloni. Non si sa ancora. E parliamo della Madonna della Salute. Il sindaco Orsoni da Roma ha ricordato che oggi a Venezia si celebrava la Madonna della Salute, ma non c'è nulla da festeggiare, ha detto, ed è per questo che ha deciso di manifestare a Roma, perché i comuni sono in ginocchio. E i veneziani invece sono accorsi, come sempre in tantissimi, a rinnovare il voto davanti alla Madonna di Nicopeia. Il servizio. Basilica della Salute gremita anche quest'anno, sono accorsi migliaia i veneziani, aiutati anche dalla bella giornata di sole davanti all'icona bizantina della Madonna, per sciogliere il voto di gratitudine e riconoscenza fatto nel 1630 per chiedere la liberazione dalla peste. Ieri sera sono accorsi 2000 giovani per il tradizionale pellegrinaggio dalla Basilica di San Marco a quella dell'Onghena. A guidarli il patriarca Francesco Moraglia alla sua prima celebrazione della Madonna della Salute a Venezia. Tema della processione, l'Anima Mia Magnificat. Oggi era il momento dei giovani, quindi è stato un pellegrinaggio imponente, un affidamento alla Madonna, un impegno nella vita affettiva, un impegno nella vita di gratuità, un impegno nella vita di preghiera, perché se la fede non ha delle scelte concrete è una povera fede. Poi sono convinto che i primi evangelizzatori dei giovani siano i giovani e quindi sono convinto che in questo modo avranno il modo di esprimere un anno della fede che parli anche ai comunitari. Molti gli appuntamenti anche in terraferma, in via Torre Belfredo a Mestre, con messe ogni ora, a Catene e a Dolo. Una cittadina che da sempre ha un grande legame con Venezia.
Rivissuta anche la tradizione gastronomica legata alla castradina, la carne di agnellone castrato portata dagli istriani in quell'anno in cui furoreggiava la peste ha salvato dalla fame la città, con cui nessuno voleva entrare in contatto. E la confraternita della Castradina si è riunita per il 9° anno consecutivo nel convento di San Francesco della Vigna ieri sera per mangiare la zuppa calda di castrà con le verze. E ora state con noi in una piccola pausa pubblicitaria. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove la crisi sta facendo abbassare i prezzi degli affitti. Dai 350 euro di Sottomarina ai 600 di Spinea. È proprio quest'ultima a vantare il primato degli affitti più cari, secondo i dati relativi alla provincia di Venezia forniti dal centro studi di Tecnocasa. Le rilevazioni riguardano i primi 6 mesi del 2012. Confermato in ogni caso il generale abbassamento dei prezzi di locazione da -2 a -3,8%. La parrocchia del Duomo di San Michele a Mirano, costretta a spegnere il riscaldamento perché non ha soldi. Negli ultimi 2 anni la questua è diminuita del 30%, dunque la chiesa verrà riscaldata soltanto poco prima delle messe festive e a lunedì mattina, in concomitanza col mercato. Gli altri giorni le funzioni si sposteranno nella scoletta a fianco e il Duomo rimarrà al freddo. E ci spostiamo ora nella Marca trevigiana, una notizia e poi un servizio. I carabinieri del NAS hanno sequestrato in 3 magazzini merce per un valore di 700.000 euro di alimenti conservati in modo irregolare. In un magazzino hanno scoperto senza etichetta e in condizioni igieniche carenti ben 195.000 bottiglie e lattine, 69.000 scatolette di tonno, 9.000 confezioni di conserva di frutta sciroppata, 250.000 litri di vino e 280.000 bottiglie di vetro. Ancora in un altro magazzino erano stoccate 4 tonnellate di marmellata e in una ditta di prodotti caseari i carabinieri hanno sequestrato 4.400 confezioni di latte, panna, yogurt e formaggi conservati in modo non idoneo. Fate attenzione quando acquistate la merce e soprattutto anche fate attenzione alle date di scadenza. E ora altre notizie dalla Marca, parliamo di una imponente mobilitazione anti-amianto. Oltre 7.000 firme per dire no all'arrivo dell'amianto nella discarica Terra di Paese. Mobilitati anche i genitori dell'asilo, delle elementari e delle medie, la società di calcio e Legambiente. Il progetto prevede il conferimento di 460.000 metri cubi di amianto trasportati da circa 45.000 camion per i prossimi 10 anni. Più di 400 ragazzini dai 6 ai 15 anni, venditori ambulanti per un giorno. Al mercatutto di Montebelluna i ragazzi hanno venduto giocattoli, libri e giornaletti usati, raccogliendo quasi 13.000 euro. Soldi che andranno nelle casse delle scuole per finanziare progetti didattici, corsi di musica e lavagne interattive multimediali. E ora da Padova ancora un suicidio della crisi. Pierpaolo Boetto, elettricista, 39enne di Monselice, titolare della CGIE di Battaglia, si è impiccato dopo che è stato raggiunto da un decreto ingiuntivo del Tribunale Civile per un valore di 25.000 euro. Boetto non riusciva ad incassare il denaro che avanzava da 2 comuni padovani e non riusciva a pagare i fornitori. Secondo la fidanzata non soffriva di depressione ed è stato il decreto ingiuntivo a scatenare purtroppo la terribile decisione che ha preso. E ora ancora altre notizie da Padova, dove molti comuni sono costretti a rinunciare alle luminarie. Nessuna luminaria quest'anno a Saonara, sarà un Natale buio. La crisi economica e il rigore imposto dalla spending review hanno spinto il comune e i commercianti del paese a prendere una decisione drastica. In compenso si è arricchito il montepremi della lotteria natalizia. Il più fortunato vincerà una Lancia Y.
C'è già molta attesa per la Babby Bike, la corsa in bici tutti vestiti da Babbo Natale, prevista per la vigilia del 24 dicembre con partenza alle 14 da Tencarola. La corsa non competitiva è alla sua prima edizione e si snoderà lungo un percorso di 27 km attraverso i comuni di Selvazzano, Teolo e Abano Terme. E ora alla pagina degli spettacoli, godiamoci qualche scena della Strana Coppia, la brillante pièce teatrale che dagli anni 60 ad oggi continua a divertire ogni tipo di pubblico. Da Broadway a Malcontenta, con la sua carica di brillante ironia, la Strana Coppia continua a divertire il pubblico, anche in versione femminile, con Olivia e Fiorenza, due amiche che più diverse non si può, una maniaca dell'ordine e l'altra sciatta e pasticciona. Così, quando a surriscaldare il clima irrompono due spagnoleschi bellimbusti, Jesus e Manolo, battute, doppi sensi e gag esplodono a ritmo davvero vertiginoso che gli attori della compagnia CST Il Palco di Dolo hanno ben assimilato e reso naturale. Siete così, come si dice, piloti così. Ah, guarda, io sono il pilota e lui è pelato. La celebre commedia di Neil Simon, portata sullo schermo da Walter Matthau e Jack Lemmon, è andata in scena nell'ambito della rassegna autunnale al Teatro Sant'Ilario di Malcontenta, strapieno per l'occasione. Tra gli attori, diretti con precisione da Laura Valentini, emerge senz'altro il talento comico di Rudy Zugno, esilarante per eloquio maccheronico e mimica espressiva. L'estate más caliente que yo me recuerda. Piensa que la noche pasada nosotros habíamos dormido senza nada addosso. E siamo alle previsioni del meteo. Intanto vi annunciamo che domani inizia la stagione sciistica a Cortina d'Ampezzo, Faloria, mentre sabato è prevista l'apertura di alcune piste a Plande e Corones in attesa della via ufficiale del Dolomiti Superski il 1° dicembre. Vediamo cosa ci riserva il tempo nei prossimi 4 giorni intanto. Tempo discreto, senza fenomeni di rilievo, nebbie in pianura e temperature sopra la media stagionale. Giovedì 22 novembre, cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, con foschie notturne, possibile qualche pioviggine, minime in rialzo, massime in lieve calo, mare calmo o poco mosso. Venerdì 23 novembre, nubi sparse, ancora nebbie fino a metà mattina, temperature in salita, mare calmo o poco mosso. Sabato 24 novembre, nubi in aumento e molta nebbia, possibile qualche pioviggine dal pomeriggio, livelli termici in abbassamento. La marea di giovedì 22 novembre è normale, la massima alle 6:15 65 cm, la minima alle 13:20 10 cm. Bene, con questo è davvero tutto, grazie per averci seguiti, soprattutto per averci scelti. Buon proseguimento, buona serata.